Giovedì 30 marzo, bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Siamo in diretta anche oggi per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica nord-est. Tantissimi fatti di cronaca, soprattutto nel Polesine, ma non solo. Vi daremo tutte le notizie come sempre in tempo reale. Fra pochissimo ci collegheremo anche con Palazzo Balbi a Venezia, dove il presidente della Regione Luca Zaia incontrerà il ministro all'interno Matteo Piantedosi. Sul tavolo c'è la firma di un protocollo d'intesa che riguarda di fatto il nuovo numero unico per le emergenze, il 112, ma ovviamente si parlerà anche d'altro. Si tratta di una conferenza stampa, quindi ci saranno le domande dei giornalisti. Tanta la cronaca, dicevamo, andremo a Padova per una vicenda che sta facendo discutere una 17enne che ha denunciato la polizia per lesioni, poi a Treviso per raccontarvi una storia di mafia, la politica ci porterà a Bassano, e poi una storia di furti, un titolare esasperato a Vicenza. Come sempre quindi tanti i fatti, ma partiamo dal pomeriggio nero di ieri in Friuli Venezia Giulia, sul fronte degli incidenti sul luogo di lavoro. C'è una vittima, ma c'è anche un ferito gravissimo. Quest'ultimo è un ragazzo originario della Marca trevigiana. Resta in gravissime condizioni il 22enne residente a Sacile, originario di Vittorio Veneto, colpito da una pesante pedana metallica ieri pomeriggio alla Terex, nella zona industriale di Fontana Fredda. Sul posto l'ambulanza e anche l'elisoccorso che ha trasferito il giovane all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni critiche. Una giornata, quella di ieri, funestata da un altro dramma sul lavoro in Friuli. La morte di un 27enne precipitato da 16 metri mentre montava pannelli fotovoltaici per conto della ditta Bioman in zona industriale a Maniago, in provincia di Udine. Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio si stanno appostando a Palazzo Balbi. Seguiremo, come vi ho detto, l'incontro tra Zaia e il ministro Piantedosi. Mi dice Anna Maria che ci sono tutti i questori del Veneto, non solo quello di Venezia, i vigili del fuoco, insomma, ad accogliere il ministro. Ci sono di fatto gli stati generali della sicurezza in Veneto. Comunque fra pochi minuti ci collegheremo con il Balbi. Dicevamo la cronaca soprattutto nel Polesine, e c'è un giallo, lo sapete. I carabinieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo nel casolare, sequestrato anche un fucile. Parliamo della morte misteriosa di una donna. Un mistero ancora tutto da decifrare, tanti punti oscuri che avvolgono la morte di Irkia Annaoui, la 32enne casalinga di origine marocchina trovata agonizzante martedì pomeriggio dai figli di 8 e 11 anni quando sono tornati da scuola nella sua abitazione di via Fine ad Ariano Polesine. La donna, dopo 24 ore dal ritrovamento, è stata dichiarata morta. Conficcato nella scatola cranica un proiettile, è stata la TAC fatta all'arrivo in ospedale a rilevare la presenza. A terra in casa non c'era sangue, forse la donna è stata colpita altrove e poi riportata nella sua abitazione. Quando i figli sono entrati in casa hanno visto la mamma stesa sul pavimento e hanno chiamato il vicino che abita al piano di sopra del casolare. È stato lui a chiamare i soccorsi. Non c'era niente vicino al corpo c'era niente al momento. Io penso che ha battuto la testa, perché adesso non sapevo altro dopo, dai. E non c'era sangue? No, dopo l'ho girata, quando l'ho girata aveva sangue. Ha sangue dietro la testa, quindi? Sì, qua. La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio, ma ancora non ci sono indagati. Il marito della 32enne si trovava fuori casa al momento dei fatti e sembrerebbe estraneo alla vicenda. Secondo alcuni testimoni erano una coppia fiatata e felice. In casa c'era solo l'anziano vicino, che per ora è stato ascoltato dai carabinieri. L'arma del delitto non è stata trovata. Gli inquirenti hanno sequestrato un fucile ritrovato nel casolare, ma secondo fonti non confermate mancherebbe anche una pistola regolarmente detenuta. C'è poi il racconto di una testimone che stava passando in auto lungo via Fine e che ha visto la 32enne chinata a terra vicino ad un altro casolare, intenta a raccogliere qualcosa tra le erbacce, forse delle uova, un'attività che era solita fare di mattina visto che lasciava le galline libere di girare vicino alla sua casa. Ieri sera intanto i carabinieri hanno effettuato ulteriori rilievi attorno all'abitazione della vittima.
Questi dunque gli aggiornamenti, possiamo vedere cosa sta accadendo al Balbi, tutto è pronto per la conferenza stampa, per l'arrivo del ministro Piantedosi con Zaia, non appena arriveranno ci collegheremo, ma la cronaca incombe come sempre. Rimaniamo nel Polesine, dove la Procura della Repubblica di Rovigo ha aperto un procedimento allo stato senza indagati e senza ipotesi di reato relativamente alla morte del piccolo Adam El Bouali il 23 marzo scorso a Fratta Polesine, nelle acque della Digetto. Nei giorni scorsi è stato eseguito l'esame esterno sulla salma del bambino. La causa della morte, alla luce degli elementi raccolti, appare essere riconducibile ad annegamento e sono stati esclusi elementi che consentano di ipotizzare l'intervento di terzi. Quindi al momento è escluso il coinvolgimento di terzi. Ieri per questo è stato trasmesso all'ufficiale di Stato civile del comune di Fratta Polesine il nulla osta per la sepoltura. Riteniamo che il dolore per la perdita di un figlio di 4 anni non abbia confini, ma vada solo condiviso e rispettato aiutando i genitori. Le parole con le quali l'amministrazione comunale di Fratta ha lanciato l'appello per contribuire alla raccolta fondi a favore dei genitori del piccolo Adam. Vediamo se a Venezia si sta muovendo qualcosa. Non mi pare, sì, è arrivato proprio ora il presidente Zaia. Colleghiamoci con il Balbi. Al ministro Matteo Piantedosi, grazie per questa prima uscita ufficiale, prima visita ufficiale da ministro in Veneto, quindi per noi è un onore ricevere il ministro e peraltro un doppio onore perché oggi affrontiamo questo incontro con il ministro che prevede fra l'altro la fase finale la firma di un atto di intesa importantissimo. Stiamo parlando del numero unico europeo d'emergenza. Non è che noi arriviamo da buoni ultimi, è che noi abbiamo programmato un lavoro serio peraltro con il ministro affinché si faccia un tavolo operativo e poi entro 180 giorni si chiuda questa partita, perché il famoso numero unico per l'emergenza europea è 112, calato nell'organizzazione attuale del Veneto non è proprio una cosa facile, per cui abbiamo chiesto al Ministero, il Ministero peraltro con molta obiettività e anche buon senso ha capito fin da subito la necessità di realizzare un ambito settoriale, questo progetto tailor made, se dovessimo definirlo bene, perché noi non siamo 5 milioni di veneti, non siamo solo 5 milioni di veneti, allora dovremmo avere una centrale unica di risposta, ma siamo 5 milioni di veneti più 73 milioni di presenze turistiche ad esempio. Siamo la prima regione turistica d'Italia, tra l'altro un'industria, ministro, che è la prima industria in Veneto e fattura 18 miliardi di euro, quindi 10% del PIL Veneto di 180 miliardi. Abbiamo un'organizzazione del 118 che è unica, riconosciuta a livello nazionale se non internazionale, siamo stati i primi, abbiamo 7 centrali provinciali autonome con professionisti che rispondono per tutto quello che riguarda l'emergenza urgenza nella sanità, abbiamo pensate oltre 800.000 chiamate all'anno e quindi c'è tutto un incastro di attività da fare in maniera tale che questo abito sia perfetto. Quindi partiremo con questo gruppo di lavoro. Io la ringrazio il Ministro perché per noi è una grande occasione. Siamo motivati, prima eravamo preoccupati negli anni passati, oggi siamo motivati anche perché questo atto di intesa ci permette di mettere a terra veramente un bel progetto. Annuncio già che dai conti che abbiamo saranno almeno 2 le centrali uniche di risposta in Veneto e stiamo parlando di professionisti che riceveranno le telefonate per poi smistarle in tempo reale alle diverse ovviamente rispetto alle diverse necessità. Se si tratta di emergenza sanitaria andranno nella direzione del 118 piuttosto che alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, la Guardia di Finanza, insomma tutti coloro che sono coinvolti da questo progetto. E noi siamo pronti, Ministro, siamo assolutamente sul pezzo. Approfitto prima di passare la parola, approfitto per ringraziarla per quello che sta facendo. Cioè, fare il Ministro degli Interni di questi tempi non è facile, soprattutto in un paese nel quale abbiamo questa emergenza, che è un'emergenza importante, che è quella ovviamente degli sbarchi, ma so anche insomma che le progettualità ci sono e dall'altro, come diciamo sempre noi, speriamo che un giorno l'Europa si renda conto che Lampedusa non è il confine d'Italia ma è il confine d'Europa. Questo lo posso dire io e continuo a dire
che l'assenza dell'Europa su questo fronte, anche se timidamente ogni tanto fa capolino, la si vede dal fatto che il Ministro degli Interni deve occuparsi di un'emergenza che non è solo italiana, è un'emergenza europea ed internazionale. Chi scappa dalla morte e dalla fame deve essere aiutato senza se e senza ma è altrettanto vero che poi i problemi a cascata che ci sono nei territori sono anche problemi non solo di accoglienza ma a volte anche di sicurezza, problemi di a 360 gradi in territori che magari immagini solo che noi in Veneto in questo momento stiamo ospitando 15.000 profughi ucraini, tanto per dire, oppure abbiamo la rotta balcanica e quindi almeno 20.000 persone via terra sono arrivate in questo paese. Però direi avanti tutta. Grazie. Prego Ministro. Grazie, io ho poco da aggiungere per quello che riguarda l'oggetto principale di questa giornata rispetto a quello che ha detto il Presidente. Oggi sottoscriviamo l'accordo per la via di un importante progetto. Come ha detto il Presidente, la Regione Veneto non arriva per ultima, a parte non lo è comunque per ultima, ma arriva come da sue tradizioni, come da tradizioni della gente del Veneto, in maniera preparata e con accuratezza, insomma, questo progetto che è di una delicatezza estrema. Si tratta di cambiare proprio il sistema delle chiamate di soccorso in ossequio a un'architettura che ci viene dall'ordinamento europeo, cioè l'unificazione dei numeri di emergenza, quindi si tratta di riorganizzare tutto il sistema sottostante delle centrali operative, delle varie strutture di emergenza, delle forze dell'ordine, del sistema sanitario, del vigili del fuoco. E quindi un'architettura molto importante che, come diceva il Presidente, abbiamo voluto curare con estrema delicatezza e con estrema accuratezza. Si partirà adesso, il sistema in Italia già serve 36 milioni di cittadini. Giustamente il Presidente della Regione Veneto in questi mesi ha voluto, prima di concordare con noi, avere la certezza che fosse un qualche cosa che apportasse, insomma, anche sul proprio territorio un sicuro miglioramento del sistema di soccorso e dell'emergenza, che in buona sostanza per spiegarlo insomma al più, si connota del fatto che in tal modo le strutture operative poi di intervento delle singole forze di polizia beneficiano di un sistema che gli fa filtro per oltre il 52% delle chiamate, quindi la possibilità di dedicare e di ottimizzare le risorse dedicate agli interventi specifici a quegli interventi che meritano in maniera dedicata appunto l'intervento delle strutture operative. Tutto avviene in un sistema che semplifica poi l'intervento degli operatori con la digitalizzazione del sistema della chiamata e della localizzazione del chiamante, quindi della possibilità di visualizzare su cartografia digitalizzata quelli che sono la localizzazione degli eventi, insomma un sistema molto complesso, molto delicato, e noi abbiamo voluto accogliere la richiesta del Presidente della Regione Veneto non solo di farlo, ma di farlo come da tradizione di questa regione in maniera accurata, puntuale, disciplinata. Insomma, il Veneto ci ha chiesto di farlo come tutti gli altri, ma di farlo se possibile un gradino in più, diciamo, nel migliorare il sistema. Quindi noi confidiamo molto anche come modello, come diceva il Presidente della Regione. Il Veneto non è appunto una regione per cui questo sistema andrà a beneficio di 5 milioni di residenti ufficiali in una regione già di per sé importante, ma una regione che forse è la principale regione per transiti turistici, e quindi con una presenza, quindi siccome attingono poi al sistema di soccorso anche coloro i quali transitano per esigenze turistiche, quindi sarà a beneficio di un bacino di utenza di enorme importanza dal punto di vista della dimensione e dell'importanza qualitativa, perché sarà anche un modo con cui una delle cartoline del nostro paese nel mondo, che è appunto il Veneto, Venezia, insomma, con tutte le sue bellezze, insomma, si presenta con elementi di efficienza all'intero mondo. Quindi grazie anche per le parole che ha voluto rivolgermi il Presidente, anche rispetto a quelle che sono le contingenze del momento. Ecco, noi abbiamo avuto un'importante riunione prima anche in prefettura, Comitato per l'Ordine Pubblico, dove abbiamo affrontato a 360 gradi con il Sindaco di Venezia, con il Procuratore, con tutte le istituzioni interessate anche sui temi di sicurezza pubblica, di ordine pubblico della provincia e della regione, e anche da questo punto di vista, insomma, diamo un occhio particolare a questa regione perché lo merita, perché, come dicevo, è una delle cartoline nel mondo, e quindi è un modo con cui ci presentiamo anche al mondo intero dal punto di vista anche della tenuta dell'ordine pubblico. Grazie, noi poi firmeremo questo documento, non so quando, adesso i cerimonieri. Ah, perfetto. Grazie. Grazie a te, Presidente. Grazie Ministro. Grazie. Adesso Ministro, grazie.
Grazie. Adesso Ministro a disposizione per un paio di domande, prego. Se vi presentate, per favore. Filippo Santo, dei quotidiani di Gelli. Buongiorno, ben trovato Ministro. Il Presidente Zaia nei giorni scorsi ha dato voce al sistema delle imprese che lamenta un fabbisogno di manodopera inferiore rispetto all'offerta. In particolare dice che i 10.000 circa migranti assegnati, uso questa semplificazione, insomma, al Veneto, sono largamente insufficienti al bisogno delle attività produttive. Vorrei sapere se ci sono delle prospettive di incremento in questo senso e anche conoscere una valutazione ulteriore del Presidente Zaia, se crede. Grazie. Quindi rispondo io o il Presidente? Rispondo io? Tutte e due. Tutti e due sareste graditi. Allora, per quanto riguarda l'incremento delle disponibilità in relazione al fabbisogno rilevato, credo che lei faccia riferimento anche al famoso click day che c'è stato l'altro giorno sul decreto flussi che il Governo ha preparato. Premetto che quei decreti, quei provvedimenti, e il Governo l'ha preparato in tempi molto stretti rispetto ad esperienze precedenti per una quota tutt'altro che secondaria nel numero complessivo rispetto alle ultime esperienze. La determinazione delle quote viene fatta attraverso interlocuzioni con le categorie produttive. Ho già detto che comunque alla verifica del consistente numero di richieste, consistentemente maggiore rispetto a quella che è la quota originaria prevista, il Governo non ha nessun pregiudizio a prendere in considerazione tutto ciò che può essere di aggiuntivo rispetto a quello che è il verificato maggiore fabbisogno del sistema delle imprese. Quindi vedremo adesso se ce ne sarà bisogno. Nel Veneto, come in tutta Italia, nessun problema ad estendere ulteriormente la quota di accesso ai benefici per l'ingresso per lavoro previsti da questo decreto flussi. Poi velocissimamente i numeri ci dicono che stiamo affrontando un periodo storico che assolutamente è florido per l'economia. Si pensi solo che il bilancio di febbraio è più 12.700 lavoratori. Abbiamo chiuso il 2022 con un bilancio che ci dice che è il migliore degli ultimi 5 anni, quindi anche con il pre-Covid. E questa è un'emergenza che oggettivamente dobbiamo affrontare, che è quella dei lavoratori. Dall'altro non stiamo parlando solo di figure professionali magari dedite ad attività manuali, ma stiamo parlando anche di figure professionali che hanno alta specializzazione. Non so, io ho imprese che mi dicono ma ho gli ingegneri dagli Stati Uniti piuttosto che dall'America Latina che debbono arrivare, non riescono ad avere i documenti per riuscire a cominciare a insediarsi nella mia azienda, piuttosto che altre necessità rispetto ad altri paesi. E penso che quello che dice il Ministro vada assolutamente nella direzione di dare una risposta alle imprese, ovviamente salvaguardando i lavoratori locali, che ovviamente non è che deve passare l'idea che ci sarà uno switch tra lavoratori locali e nuovi lavoratori, ma è altrettanto vero che ci sono dei momenti nei quali la compensazione deve essere fatta, perché comunque oggettivamente noi abbiamo imprese che rispetto ad alcuni processi produttivi si vedono costrette o a rinunciare ai contratti o nuovamente a delocalizzare. Altro? Buongiorno Ministro, sono Angela Pinedina Gazettino. Lei questa mattina ha incontrato il sindaco Luigi Brugnaro. A Venezia è in ballo il progetto del posto dello sport all'interno del PNRR. Le faccio questa domanda: lei è consapevole del fatto che il suo collega Fitto in questo frangente ha seguito l'istruttoria a Bruxelles? Le chiedo però, per quella parte di competenza di Ministro dell'Interno nel rapporto con i comuni, che cosa pensa di questa partita e se può darci qualche ragguaglio circa l'evoluzione. Grazie. Un dossier complessivo, quello del PNRR, e soprattutto dell'attuazione dei vari progetti che sono in carica ai comuni, che sono appunto sotto la supervisione del Ministero degli Interni. C'è il Ministro Fitto che è molto attivo, come lei ha detto, nei rapporti con gli uffici della Commissione per tutti quelli che sono gli elementi di criticità di cui si è parlato. Per quanto il Sindaco mi ha parlato di questo riferimento, a questo intervento su questa infrastruttura sportiva, io mi riservo di avere un'interlocuzione col Ministro Fitto riportando quelle che sono le invocazioni e gli auspici che mi vengono dal Sindaco di Venezia, che immagino siano analoghe a quelle di tanti altri sindaci. Ci stiamo lavorando, insomma, confidiamo anche su questo, insomma, di essere all'altezza di quelle che sono le aspettative dei territori. Marzia Petolani del Nuovo, buongiorno. In Veneto vediamo anche una situazione, parlando sempre degli arrivi e dell'accoglienza, di sindaci che stentano ad accogliere nei propri comuni.
E vediamo anche in queste ore, ad esempio nel Padovano, il sistema delle cooperative che dice di non reggere più, di non avere più disponibilità. Rischiamo di rivedere lo spettro dei grandi hub che tanto hanno creato problemi e non sono piaciuti nel recente passato? No. Il governo è fortemente impegnato su una duplice direzione. Innanzitutto, come abbiamo detto, quello di trovare prima o poi una possibilità di rallentare, se non arrestare, questi flussi dai focolai più critici da cui stanno partendo. Questo sicuramente, ovviamente nella salvaguardia della salvezza delle persone che si avventurano in mare, insomma delle aspettative, come diceva anche il Presidente, di coloro i quali scappano da condizioni difficili dai luoghi di provenienza. Questo non c'è dubbio, però al netto di questo, insomma, in qualche modo quindi da frenare questo flusso incontrollato e quindi da avere numeri più sostenibili per l'intero sistema di accoglienza nazionale. Stiamo lavorando per fare in modo che non ci sia un impatto soprattutto sui territori, un impatto critico, diciamo, anche se ovviamente la distribuzione capillare, quella a cui stiamo facendo ricorso, e di questo ringrazio i prefetti, i sindaci, le regioni, insomma, che si stanno facendo carico di questa distribuzione capillare proprio per evitare grandi concentrazioni. Sicuramente l'obiettivo non è affatto quello di rivedere le scene del passato a cui lei faceva riferimento. Altro? Silvia Mariotto del Corriere del Veneto, se possibile tornerei un attimo sulla questione della sicurezza in Veneto. Se il Ministro ritiene che il rischio anarchico abbia delle ripercussioni anche su questo territorio, e un'altra questione che riguarda Venezia. Questa mattina si è tenuto il COSP e se ci può dare qualche indicazione su come avete affrontato il tema, sugli allarmi che ci sono a Venezia. Grazie. Quello che lei chiama rischio anarchico è un'attenzione che noi prestiamo da tempo su tutto il territorio nazionale. Il Veneto è una regione importante, Venezia lo è, c'è una presenza. C'è stata una manifestazione che è stata affrontata con molta abilità, anzi colgo l'occasione per replicare i ringraziamenti e i compiacimenti che ho svolto nella riunione di prima al prefetto, il questore, il sindaco, per come è stata affrontata. Quindi più che preoccupazione, insomma, ecco, c'è un'occupazione del tema, quindi sicuramente lo stiamo tenendo sotto controllo, lo stiamo affrontando qui e altrove. Nella riunione abbiamo parlato a 360 gradi un po' dei problemi della sicurezza pubblica nella specificità dell'area metropolitana di Venezia. C'è un'attenzione particolare, l'avete già visto, su alcuni luoghi che sono di particolare sensibilità, penso a Via Piave, famosa, insomma, che è un luogo dove si condensano alcuni fenomeni che noi qui come altrove abbiamo cominciato ad affrontare, dando soprattutto la visibilità di una presenza dello Stato e quindi di una volontà di occuparci di questi problemi anche in termini di rassicurazione della cittadinanza, quindi luoghi non lasciati a se stessi. Si è affrontato questo, si è affrontato tante altre cose, ecco, la presenza anche della criminalità organizzata e i rischi che ci possano essere, intromissione nei circuiti economici legali, ma non come fenomeno acuto, quindi solo come condivisione qui come altrove di tenere alta l'attenzione su questi fenomeni. Quindi abbiamo spaziato a 360 gradi, abbiamo preso atto di un sistema di sicurezza urbana che è all'avanguardia. Qui il concorso che c'è attraverso anche le polizie locali e la polizia locale di Venezia a quelle che sono le funzioni ausiliari di pubblica sicurezza, quindi l'aiuto al sistema delle autorità di pubblica sicurezza. Se ne è vista traccia proprio nella gestione di questa manifestazione dell'altro giorno, e abbiamo quindi anche poi ho preannunziato al sindaco per il tramite del prefetto quindi anche la volontà di sostenere il sistema della sicurezza urbana delle polizie municipali di Venezia nella fattispecie, ma di questa regione, anche con tutti gli interventi che il Ministero dell'Interno mette in campo in termini di sostegno anche finanziario, tecnologico, le videosorveglianze e quant'altro. L'ultimo. Approfondendo la domanda che ha appena posto la collega in merito all'approfondimento sul cocktail questa mattina in prefettura, per quanto attiene la questione di maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio a garanzia appunto dei residenti e non soltanto, anche dei turisti stessi. All'atto pratico ci saranno maggiori uomini, è previsto un numero maggiore di presenza di forze dell'ordine in arrivo qui da noi? Grazie.
Sicuramente Venezia e il Veneto, come tutto il territorio nazionale, beneficia e beneficerà di iniziative più di carattere generale che il Governo ha preso anche in occasione dell'ultima legge di bilancio, dove ha previsto degli stanziamenti aggiuntivi per alimentare proprio il fondo assunzioni, per alimentare assunzioni straordinarie tale da coprire il turnover e andare anche oltre. Segnalo che ovviamente sono numeri che presi anno per anno possono essere come dire, limitati, però si tratta di immettere personale con maggiore vocazione operativa, personale di giovane età rispetto al turnover con i pensionamenti, quindi persone che ormai hanno fatto gran parte del percorso della loro professionalità, della loro operatività. Anche Venezia e il Veneto saranno beneficiari, proprio per quello che si diceva, sono contesti molto importanti su cui la pianificazione generale terrà conto delle caratteristiche del territorio, che ha una popolazione residente importante per numeri e qualità, ma ha soprattutto grandi presenze e quindi merita un'attenzione anche da questo punto di vista. Bene. Altro? Sì. Volevo chiedere se era possibile ritornare sul discorso del click day. Ci sono possibilità di avere un'idea di prospettive temporali di quando potrebbe accadere una nuova riapertura dei termini, per capire, per dare risposte concrete alle categorie? E poi in particolare poi invece per i sindaci il problema dell'accoglienza, si diceva prima, è un problema concreto, quotidiano, niente app, ma nel frattempo che soluzioni mette in campo il Ministero? Grazie. Come dicevo, per quanto riguarda, lei parla di spazio temporale, mi pare di aver capito, di un nuovo click day, ma noi abbiamo avuto con questo termine, questo click day, abbiamo avuto un numero di domande ampiamente maggiore alla quota prevista nel decreto flussi, quindi più che riaprire i termini. Ci sarà anche la possibilità di decreti successivi, non se ne è parlato ancora, ma il tema di vedere di questa richiesta quanto possa e debba essere assorbita nella logica di un ampliamento della quota già prevista da questo decreto. Quindi il fatto di andare incontro a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro lo valuteremo già da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'altra domanda che lei ha fatto, credevo di averlo già detto, noi stiamo lavorando, sicuramente c'è un sistema di accoglienza nazionale che nella sua capillarità comincia a manifestare qualche difficoltà a stare dietro al numero degli arrivi, ma stiamo ponendo insieme una serie di iniziative, prima tra tutti la distribuzione capillare assolutamente sul territorio, quindi tesa ad evitare grandi concentrazioni di numeri, per fare in modo che questo impatto per il momento regga, in attesa che producano gli effetti di alcune iniziative che a partire dai contesti internazionali europei, che a partire dalla Presidente Meloni stiamo intraprendendo, e altre in chiave anche bilaterali, insomma io con i miei omologhi ministri degli interni dei paesi di origine e transito dei flussi, per fare in modo che, soprattutto in vista dell'estate, questi flussi non pongano difficoltà ulteriori al sistema di accoglienza nazionale. Bene, chiudiamo con Milva Andreoli della RAI. Grazie. L'ultima domanda è tornando al punto di partenza con il numero di emergenza 112. Credo che la direttiva europea sia del 2014, quindi abbiamo un decennio di ritardo e il Veneto ci arriva in ritardo, arriverà però preparato. Quando è che faremo il numero e qualcuno risponderà dall'altra parte? Quando è che faremo? Proporremo il numero e qualcuno risponderà dall'altra parte. Cioè dice quando diventa operativo? Ma in Veneto intendi? Sì. 6 mesi? No. Nel giro di pochi mesi. Oggi firmiamo l'accordo, le strutture si stanno già allineando, ci sono qui i tecnici adesso che potrebbero come dire, meglio sapere, quindi ci saranno dei momenti anche di sperimentazione, perché ovviamente, come diceva il Presidente, l'importante è che il sistema, anche attraverso il processo di arruolamento e di formazione del personale, perché poi c'è del personale, c'è anche una componente umana. Io questo progetto ebbi modo di seguirlo già da quando svolsi le funzioni di vicecapo della Polizia e quindi l'ho preso in mano, lo ereditai dalla gestione precedente, che era poi l'idea fu del Ministro Maroni, che diede avvio alla realizzazione per il Ministero dell'Interno di questo progetto, partì dalla Lombardia. È un progetto che quindi deve essere tarato molto bene secondo la specificità del territorio, perché non esiste solo lo strumento tecnologico, ma esiste la componente umana poi, perché vanno arruolati e formate le persone che risponderanno nella centrale unica, e soprattutto va testato il sistema di raccordo con quelle che sono le strutture operative di secondo livello. Io credo ragionevolmente dai 4 ai 6 mesi potremmo cominciare ad avere strutture operative che in qualche modo risponderanno già facendo il numero 112, come
suol dirsi, che poi dopo dirotterà in automatico a tutte le centrali operative le chiamate. Grazie. Grazie molte, grazie, buona giornata. Buon lavoro. Grazie per l'attenzione. La firma? Ce l'abbiamo qua. Ancora 2 cose e poi è finita. Aspetta, scusa, ci ho messo i miei fogli. Scusami. È il caso di spostarla a giro? No, lasciali lì i microfoni. Stanno su? Ah no, eccolo, posto. Presidente esperto di fotografie. Filmo prima io prima. Te filmo prima io. Grazie. Questa dunque la firma del protocollo d'intesa che va a istituire anche in Veneto il nuovo numero unico per l'emergenza, il 112. Ci sarà un periodo di implementazione di questo servizio. Ecco la stretta di mano tra il governatore e il titolare del Viminale. Ovviamente tutte le photo opportunity del caso, perché comunque è una rivoluzione per l'emergenza in Veneto, per il sistema dell'emergenza in Veneto. Poi ci sono i regali di rito, quelli che Luca Zaia ormai fa sempre a tutti i rappresentanti di governo, i simboli della regione del Veneto, una questione non solo di forma ma anche di sostanza. Insomma, sullo sfondo c'è la partita dell'autonomia, il disegno di legge Calderoli che è stato firmato dal Presidente della Repubblica e che ora arriverà alle Camere. Facciamo così, stacchiamoci per un attimo da Venezia e continuiamo con la cronaca. Fra poco torneremo a ricollegarci, ritorniamo a Rovigo per l'esplosione che vi avevamo raccontato di fatto in presa diretta quel giorno all'Istituto Professionale per l'Industria e il Commercio Viola Marchesini. La Procura polesana ha aperto un fascicolo contro ignoti. Un boato poi le fiamme, 2 studenti feriti, le vetrate esplose dopo la deflagrazione, infissi scardinati e danni sia all'immobile che agli arredi. È accaduto lo scorso 23 marzo in un'aula dell'Ipsia Viola Marchesini di Rovigo. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. È stato disposto inoltre il sequestro di materiale ritenuto interessante per accertare la dinamica dei fatti. Sono tuttora in corso indagini della squadra mobile della questura di Rovigo. Rischiano davvero tanti gli autori del gesto. Le accuse vanno da lesioni personali ai danni di soggetti minori a fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o parte di essa, al danneggiamento di edificio pubblico fino alla fabbricazione di esplosivi non riconosciuti. La polizia sta indagando per stringere il cerchio e identificare i responsabili di quella che poteva trasformarsi in una tragedia. L'esplosione avvenuta nell'aula del primo piano, usata per attività di sostegno, fortunatamente vuota in quel momento, ha provocato una serie di danni ingenti all'edificio. I 2 studenti rimasti feriti si trovavano nel corridoio adiacente alla classe, avevano riportato lievi ferite alle mani a causa dei numerosi vetri esplosi ed erano stati medicati sul posto dai medici del 118. Le lezioni dopo la deflagrazione erano state sospese e la scuola evacuata. Le fiamme erano state subito spente dall'addetto alla sicurezza della scuola in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e della polizia. Ora la svolta della procura è caccia ai responsabili. Allora i giornalisti si sono riavvicinati a tempo record a Piantedosi, vediamo se ci sono altre dichiarazioni di giornata. Sentiamo. Avere rassicurazioni da noi che il sistema fosse operativo e funzionasse bene, quindi che insomma ci fossero tutti i presupposti per cui non ci fosse poi una ricaduta su un sistema molto importante che è quello del sistema del soccorso, delle strutture operative delle forze di polizia, del sistema sanitario e quant'altro. Quindi con accuratezza abbiamo trascorso questi mesi per definire bene il progetto e che, come ho detto, richiederà qualche mese nella composizione anche degli organici delle persone che se ne occuperanno e che saranno formate in tal senso, faranno anche formazione alla luce delle esperienze di altri. È un contesto importante quello che abbiamo detto, questo, e quindi meritava particolare attenzione perché, lo ha detto il Presidente, la regione di 5 milioni di abitanti ma che ne annovera più di 70 milioni di persone che transitano qui per esigenze turistiche. Qui come altrove e più che altrove c'era l'esigenza di fare le cose non per bene, di più, perché è una regione che ha anche una cartolina del paese nel mondo
mondo e quindi tutto qui, quindi ci arriviamo in maniera. Nel frattempo non mi sembra che il sistema di gestione delle chiamate di soccorso non funzioni qui nel Veneto, quindi questo migliorerà, ottimizzerà le risorse, farà in modo che con una dedizione al sistema di un minor numero di risorse umane possa funzionare ancora meglio il sistema. Ministro, le ha dato un'altra rassicurazione, non più grandi hub nei nostri territori. Questa era un'altra cosa, l'ho detto prima, ma non c'entra niente col 112, no, nessuna grande hub, no, non c'è nella... Ecco, signor Ministro, per quanto attiene al finanziamenti per l'accoglienza diffusa, come sta? Va bene, grazie. Tutto a posto. Per quanto attiene al 112, il numero significa che ci sarà due centrali unificate, dove ci sarà personale dedicato e formato nello specifico alla risposta, alla gestione, a processare la chiamata e a dirottarla presso le strutture operative di secondo livello. Ci sarà un filtro, perché molto spesso nel sistema complessivo di gestione delle sale operative più della metà delle chiamate sono chiamate inutili, diciamo, sono chiamate che non hanno poi una proiezione operativa, quindi questo già farà da filtro per le strutture operative, che si vedranno destinare in maniera selezionata alla partenza delle notizie per l'intervento mirato. C'è una digitalizzazione su cartografia, viene rintracciato il chiamante, quindi ci sono tutta una serie di incroci di carattere tecnologico che quindi faranno sì che appunto ci sarà una gestione più mirata, migliore del servizio. Formazione del personale specifico. Ecco, è una richiesta che ha fatto l'Europa, anche il Veneto si adegua? No, non è che la richiesta che ha fatto l'Europa, guardi che l'Italia è all'avanguardia da questo, fa parte di un sistema europeo, ma io, guardi, da vicecapo della polizia non ricordo in che anno andai a ritirare questo modello che fu voluto, lo possiamo dire a memoria, dal ministro Maroni, ministro dell'interno a quell'epoca, e partì da un esperimento che si fece in Lombardia e che, essendo un grande progetto, ovviamente ha avuto una composizione progressiva sul territorio nazionale, ma ha già beneficiato dell'individuazione di un premio europeo del miglior sistema di numero unico in Europa. Quindi questo diciamocelo, questo non da adesso, quindi anche l'attenzione che ci abbiamo messo e il tempo che ci è voluto però fa sì che le cose siano fatte per bene e che quindi poi beneficiano di questi riconoscimenti. Sanità, ecco, signor Ministro, sì. Forze dell'ordine saranno appunto tutti coinvolti. Certo, in maniera, ripeto, razionale, con un'ottimizzazione delle risorse e con tempi di risposta più brevi. Nel giro di pochi secondi sarà allertata la struttura operativa e quindi sicuramente ci saranno i tempi monitorati, perché è un sistema digitalizzato di accelerazione degli interventi. Grazie. Ecco, allora ritorniamo alla cronaca. Piantedosi in questo caso è rimasto sul punto sul nuovo numero unico per le emergenze, ma i temi dall'immigrazione alla sicurezza sono stati trattati un quarto d'ora fa. Ci ritorneremo nel corso di questa prima edizione. Vedo che adesso i giornalisti sono pronti con Zaia. Sentiamo Zaia. Diciamo che anche l'Europa non ha tutta adottato, nel senso che ci sono ancora delle comunità che stanno andando avanti in questa direzione. Ricordiamo che il 112 europeo numero unico nasce nel luglio del 91 e oggi siamo nella fase attuativa. Noi abbiamo voluto fino in fondo avere, diciamo, una progettualità come un abito sartoriale, visto e considerato che noi portiamo in eredità un 118 che è un fiore all'occhiello a livello internazionale e dobbiamo essere efficienti come prima. Saranno due anche per tutto il mondo del turismo soprattutto, scusami. Un cavaliere. Saranno due le centrali e serviranno non solo i veneti, 5 milioni, ma anche tutti gli stranieri che incrociano la nostra regione. Sì, sono le famose CUR, centrali uniche di risposta, dimensionate, a noi ne basterebbe una secondo i cittadini, cioè in base al numero di abitanti, ma saranno almeno due perché noi abbiamo 73 milioni di presenze turistiche e questo ci impone di essere molto efficienti, anche perché questo diventerà un grande biglietto da visita internazionale. Presidente, dove saranno ubicate fisicamente? No, lo dirà la Commissione. Sì. Parliamo del decreto flussi, gli imprenditori, le categorie, i sindacati, tutti dicono che questo decreto flussi, per quanto ci sia, è sottodimensionato. Il Ministro ha detto sì, verrà ampliato, la Ministra Calderone ha detto sì, faremo una programmazione triennale. È il lavoro, però comincia la stagione turistica e mancano 100.000 persone. Dove le troviamo? Ma diciamo che intanto questo è un bel segnale perché c'è un decreto e si va nella direzione della risposta alle imprese. Dopodiché tutto va in base al dimensionamento, quindi c'è una domanda e un'offerta, anche pensando che dobbiamo tutelare anche i lavoratori locali, i lavoratori che comunque non è che possono essere letteralmente sostituiti da immigrati, da lavoratori che vengono da
fuori. Penso che ci sia buon senso poi nella gestione ed è esattamente quello che chiediamo. Parlando di emergenza, l'altra emergenza sono gli sbarchi continui in crescita e dal Ministro rassicurazioni che non ci saranno più grandi concentrazioni, grandi hub che tanto hanno creato problemi in passato. Beh, per noi è musica per le nostre orecchie, il Ministro sta facendo un lavoro poderoso e non eredita un momento facile da un punto di vista storico. Pensiamo solo a cosa sta accadendo nuovamente in Tunisia, cosa che magari qualche anno fa addirittura non era più annoverata come comunità che poteva creare nuovi flussi. E giorno dopo giorno si vedrà quello che accadrà. Di certo queste parole del Ministro ci rassicurano. Ma auspica qualche finanziamento per invogliare a fare accoglienza diffusa, perché adesso si fa fatica appunto a distribuire i migranti? Ma guardi, io auspico che si possano aiutare queste povere persone a casa loro, perché la vera soluzione del problema è aiutarli a casa loro, fare in modo di ricreare condizioni ovviamente per la sostenibilità delle loro vite e anche di democrazia. Presidente, posso? Ma l'Europa ha pagato questo tipo di problema con milioni e milioni, sto parlando della Turchia, sto parlando del problema della Siria, quindi sembra più un lavarsene le mani che un risolvere a casa loro le problematiche. Come vede quindi la gestione di queste problematiche e di dare una mano? È chiaro che io non mi occupo di questi temi, li guardo anch'io da osservatore esterno, ma è pur vero che l'Europa deve interpretare il confine di Lampedusa come il confine europeo e non il confine italiano. L'Italia non si può far carico di tutti i flussi migratori del Mediterraneo, visto e considerato che noi siamo alla porta d'Europa. Però quanti passano in Italia e se ne vanno, perché in Italia non vogliono restare, il lavoro sta altrove. Ma ci sono i ricongiungimenti familiari, diciamo legami che hanno con altre comunità in giro per l'Europa, questo è poco ma sicuro, ma è altrettanto vero che la prima fase, che è quella più delicata, che è quella dell'accoglienza del profugo, dell'immigrato che arriva, dell'immigrante economico, è la fase più delicata, è quella che deve essere più strutturata ed è quella che oggi è in pancia all'Italia. Questo è innegabile. Che poi vadano in Svezia a ricongiungersi con la loro famiglia, ma tutta la fase prima è quella preoccupante, non quella del ricongiungimento finale. Se sbarcassero in Svezia e venissero qui con i ricongiungimenti familiari avremmo già risolto il problema. Invece io vorrei tornare proprio sul concetto della fame di manodopera, l'ultimissima fame di manodopera. Faceva l'esempio Leopoldo Destro citando la Germania. Nel decennio 2010-2020 la Germania ha accolto da 6 milioni a 11 milioni di stranieri, l'Italia da 4 a poco meno di 5. La fame di manodopera la colmiamo come? Se con gli stranieri li facciamo rendere difficile la vita per arrivare a inserirsi. Prevedendo anche scusi, mi permetto Presidente, prevedendo anche dei corsi di formazione per gli... Associazione temporanea di impresa. Sulle domande sì, prevedendo dei corsi di formazione anche per gli stranieri stessi, a cominciare dai corsi di lingua tedesca. In questo caso si potrebbe avere una sorta anche di equivalenza di agenzia per l'Italia in tal senso, prevedendo dei corsi di formazione. Non finiamo più. Allora, premesso che già questo è un progetto, non è una domanda, e direi questo. Innanzitutto partiamo da un presupposto. Il miglior modello di integrazione è quello veneto. Abbiamo quasi 500.000 migranti che si sono integrati, hanno un progetto di vita e sono i nuovi veneti che noi abbiamo, sono circa il 10% della popolazione. Dall'altro, ne ho parlato io, penso per primo, del tema di cominciare a ragionare ancora prima del decreto flussi, e ragionare in materia di contratto di soggiorno, che è la formula. Ovviamente tutto deve essere tarato in base alla richiesta, alla domanda e all'offerta. Immagino che si andrà verso questa direzione, è già un grande segnale che ci sia questo decreto. Basta, grazie, buon lavoro. Grazie. Presidente, parla sempre di... Allora rientriamo in studio, una giornata intensa, tante le dichiarazioni di giornata, abbiamo voluto seguire fin dall'inizio perché poi vi abbiamo anticipato i titoli che domani leggerete sui giornali. Intanto mi ha raggiunto Andrea Martella, senatore, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Martella, buongiorno. Tutti i telespettatori. Dicevamo i temi non mancano perché Piantedosi ha parlato di sicurezza, è ritornato sul tema dei migranti, ha confermato che ci saranno probabilmente nuovi click day, non si è capito se nuovi click day o uno scorrimento delle richieste del click day di lunedì. È la strada giusta questa? Ma adesso sinceramente bisognerebbe che Piantedosi fosse chiaro su quali saranno le procedure che andranno adottate. Una cosa è certa, nel nostro paese, nella nostra regione c'è bisogno di manodopera,
c'è bisogno di fare incrociare meglio la domanda con l'offerta di lavoro, e c'è bisogno in tanti settori, penso solo a quello turistico, alberghiero, di manodopera che viene anche da paesi stranieri. Quindi noi ci troviamo di fronte ad un governo che da un lato fa la lotta ai migranti e dall'altro deve ammettere, perché tutti lo dicono, comprese le categorie economiche e produttive, che vanno aumentati il numero degli immigrati. Quindi questo decreto flussi che è stato, diciamo, previsto ha bisogno di ulteriori numeri, ha bisogno di ulteriori professionalità. Io mi auguro che questo lo si possa fare in maniera seria, non ideologica, rispondendo alle esigenze del nostro tessuto produttivo seriamente e non volendo poi dare risposte identitarie colpendo magari i migranti o le ONG da altre parti. Lei dice quindi, insomma, serve un approccio pragmatico, non ideologico, soprattutto in vista di una stagione turistica dai grandi numeri, ma proprio una settimana fa avevo come ospite il presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori che diceva solitamente noi abbiamo ricercato i turisti, quest'anno noi invece dovremmo ricercare i lavoratori. Sono parole molto significative di un allarme serio. Sì, e non c'è dubbio, e anche a me è capitato in molte occasioni di parlare con albergatori o con le associazioni degli albergatori, e la situazione è proprio questa: se non vengono ampliate le quote, soprattutto in quel settore che esige anche una certa professionalità, soprattutto nelle aree nostre, va in crisi il servizio che si può dare perché mancano i lavoratori. Quindi è un problema da risolvere, ribadisco, bisogna risolverlo seriamente, in maniera efficace, facendo in modo che la nostra economia non ne risenta. Allora, Martella resta con me, noi adesso andiamo qualche istante in pubblicità, poi avremo numerosissimi collegamenti dal territorio 80, la cronaca che ci riporterà tra l'altro nel Padovano. A fra pochissimo. Di nuovo in diretta per tutti gli aggiornamenti di cronaca dal nord-est. Con me è rimasto Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Prima però, Martella, devo dare questi aggiornamenti, arrivo subito e commentiamo altre notizie di giornata. Allora, sono ripartite questa mattina, siamo nella Padovano, le ricerche di Walter Figallo, l'anziano di 67 anni che si è allontanato dalla sua casa di Cadoneghe. Martedì mattina i vigili del fuoco con i volontari della protezione civile stanno operando lungo le rive del Brenta. Il campo base per coordinare le ricerche è stato allestito nel parcheggio della vecchia chiesa di Cadoneghe. Il 67enne potrebbe essere confuso, hanno spiegato i familiari che stanno vivendo ore di grandissima apprensione e lanciano un appello a chiunque possa avere notizie di lui. Andiamo nella Veneto orientale, a San Donà di Piave. La vicenda è quella della casa di riposo degli orrori, ve lo abbiamo raccontato tante volte in queste settimane, e ci sono le parole del sindaco Andrea Cereser: con la vicinanza e il rispetto dovuti a chi è stato vittima di violenza nella RSA cittadina, confermo la mia opinione sulla sostanziale inutilità del consiglio straordinario di ieri sera, voluto principalmente come palcoscenico per mettersi in mostra lucrando sulla sofferenza altrui e non come luogo per approfondire quanto è accaduto. Come era d'altronde prevedibile, visto che le indagini sono ancora in corso e molte cose non possono essere dette. Queste per l'appunto le parole di Cereser dopo il consiglio comunale straordinario convocato ieri sera per affrontare il caso delle violenze subite dagli anziani nella struttura richiesto dalle opposizioni. Prova ne è il fatto che ULSS e Regione, dice sempre il sindaco, enti deputati alla vigilanza e al controllo della RSA, opportunamente, in maniera opportuna, non erano presenti pur se invitate. Mi auguro che saranno chiarite presto dagli inquirenti tutte le responsabilità. Martella, è una vicenda surreale questa, molto inquietante. Una vicenda che fa venire i brividi, che ci riempie di dolore, perché pensare che delle persone anziane siano state trattate in quel modo o abbiano subito violenze e soprusi è qualcosa di gravissimo. Penso che abbia ragione il sindaco di San Donà, non vanno strumentalizzate per battaglie politiche, drammi come questi. Invece bisogna riflettere per capire che cosa è accaduto e perché ciò che è accaduto non avvenga più. Lo voglio dire molto semplicemente: non penso che il problema si risolva con le telecamere,
Il problema si risolve con una maggiore formazione del personale, una maggiore capacità di avere personale sempre aggiornato e formato, e lo si risolve con una maggiore attenzione a tutte quelle che sono le cure che vengono date ai nostri anziani. E qui vorrei dire un'altra cosa che ho detto fin dall'inizio: c'è un problema anche di politiche che riguarda la non autosufficienza, che riguarda il fatto di considerare la vecchiaia come una fase della vita e non come un peso. E quindi noi dovremo mettere risorse, a cominciare anche da quelle del PNRR, che non sono state messe, per fare in modo che queste politiche sanitarie e di assistenza possano essere sviluppate e non accadano più situazioni di questo genere. Poi i controlli è giusto che ci siano, ma ripeto, c'è la necessità di avere più personale maggiormente qualificato e quindi maggiormente formato. Quindi le telecamere, se n'era parlato tanto, la proposta era stata rilanciata dallo stesso Presidente Zaia, sono soltanto, lei dice, un placebo, un tampone, serve un'operazione più ampia, risorse, personale. Ma non c'è dubbio, ma non lo dico solamente io, tutti quelli che hanno commentato questa situazione hanno detto che il problema non si risolve con le telecamere, sarebbe perfino troppo costoso e non affronta in maniera strutturale quella che è l'origine del problema. Poi possono servire anche le telecamere, possono essere fatti anche i controlli, ma quello che è più giusto fare e più necessario fare è una politica complessiva che diciamo innanzitutto doti queste strutture di personale qualificato e dall'altro chi ha il compito, cioè le istituzioni, quelle regionali e quelle nazionali, attraverso una politica di cura, di assistenza delle persone anziane che non riguarda poi solamente le case di riposo. Lei prima ha pronunciato la parola magica, PNRR, fra poco ci ritorneremo perché anche questo è un tema caldissimo, però la cronaca adesso ci porta a Vicenza, a Montecchio Maggiore, dove un'auto si è rovesciata questa mattina in seguito a un incidente, ferita una donna. Danneggia la fiancata di un'auto in sosta con un oggetto appuntito, ma viene incastrato dalle telecamere installate nella vettura. È successo a Monteberico quando i carabinieri di Vicenza sono intervenuti su richiesta di un cittadino che aveva appena constatato un grosso danno alla carrozzeria della sua auto. Un lungo solco sulla fiancata fatto con un oggetto appuntito. I sospetti sono caduti su uno straniero conosciuto dalle forze dell'ordine, senza fissa dimora, dedito all'accattonaggio. L'uomo, 27enne, irregolare in Italia e con precedenti, ha tentato di sviare le ricerche accusando un ignoto, ma ad inchiodarlo sono state le telecamere in dotazione alla vettura visionate dai carabinieri. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento. Ovviamente questa è un'altra storia, riguarda quest'uomo che ha rigato un'auto e che è stato scovato in questa maniera. Rimaniamo nel Vicentino, vi dicevo di questo incidente avvenuto questa mattina a Montecchio Maggiore, dove è rimasta ferita una donna. Montecchio Maggiore. Sono le 8 del mattino quando in via Lovara un'auto finisce rovesciata dopo essersi schiantata contro un platano. Ferita la conducente. Sul posto accorrono i vigili del fuoco da Arzignano che mettono in sicurezza l'auto ed estraggono la donna alla guida, rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo, che viene presa in cura dal personale del SUEM per essere trasferita in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Ed è di una donna ferita il bilancio dello scontro tra un furgone e un'auto finita contro la ringhiera di un'abitazione avvenuto lungo la strada provinciale Valsugana. L'incidente nella frazione di Facca nel comune di Cittadella, siamo nel Padovano. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la conducente rimasta incastrata. La donna è stata stabilizzata dal personale del SUEM e trasferita per accertamenti in pronto soccorso. Il leso, l'autista del furgone. Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia locale.
Vi do anche questo aggiornamento da Chioggia. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Sant'Anna per un'auto finita sui binari ferroviari dopo la perdita di controllo della conducente che è rimasta illesa. La ragazza alla guida è finita con le gomme sull'erba, dove l'auto è scivolato ulteriormente abbattendo una centralina elettrica della linea, finendo con la parte anteriore del mezzo oltre il primo binario. Il traffico ferroviario della linea Venezia-Chioggia è stato subito bloccato. È successo quindi stamattina sul posto la Polfer e i tecnici della ferrovia per il ripristino della linea. Torniamo per un attimo nel Padovano per parlarvi di un finto docente. Laurea presso l'Università di Miami, diploma di tecnico ambientale, referente tecnico per la realizzazione di ecocentri comunali, qualifica di pubblico ufficiale in qualità di ispettore ambientale. Erano i titoli inseriti a curriculum in modo truffaldino dall'esperto con azienda specializzata nel trattamento di rifiuti pericolosi con sede nel Padovano, secondo un'indagine condotta dal nucleo investigativo dei Carabinieri Forestali di Venezia e della stazione di Mestre. A muovere l'attenzione dei militari un'inchiesta su reati ambientali in provincia di Venezia. Da qui i carabinieri forestali, coordinati dalla Procura di Padova, sono risaliti all'esperto che, millantando titoli che non erano accreditati e utilizzabili in Italia, conseguiva incarichi ufficiali dalla pubblica amministrazione, da comuni come quello di Asiago, ma anche dal Tribunale, e in questo modo era riuscito a ottenere diverse docenze tra il 2014 e il 2019 presso alcuni corsi di laurea dell'Università di Padova. L'uomo dovrà adesso rispondere dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, di enti pubblici e di falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Così nel Padovano. Dicevamo, Martella, PNRR. Se ne parla in queste ore, in questi giorni, in maniera molto preoccupata, perché pare che ci siano questi ritardi che si stiano accumulando, e pare anche che l'Europa stia cambiando un po' atteggiamento nei confronti dell'Italia. C'è tutta la polemica relativa agli stadi progettati con questi fondi a Venezia e a Firenze. Come la mettiamo? È un allarme concreto, reale? C'è da preoccuparsi? Guardi, è dovuto intervenire il Presidente della Repubblica dicendo tutti alla stanga sul PNRR per mettere in evidenza i ritardi e vorrei dire anche gli errori che sta facendo il governo. Noi stiamo per essere degli osservati speciali da parte dell'Unione Europea, perché non abbiamo centrato gli obiettivi e perché sono stati anche spostati diciamo, gli strumenti di governance dal Ministero dell'Economia e della Finanza alla Presidenza del Consiglio. Ha voluto centralizzare tutto su di sé la Meloni. Questo ha cambiato una interlocuzione che c'era con l'Europa e sta determinando qualche problema. Ora, noi siamo abituati che questo governo fa un po' di confusione su tante cose. Annuncia dei provvedimenti, poi fa retromarcia, mi riferisco al super bonus, mi riferisco al contante, mi riferisco al decreto sul no rave, mi riferisco ai decreti sui carburanti. Capisco che ci sia confusione, capisco che una cosa sia fare campagna elettorale e un'altra cosa governare, ma attenzione che sul PNRR non si può sbagliare. Sarebbe un delitto, sarebbe veramente una colpa grave di cui questo governo si assumerebbe tutte le colpe, ma soprattutto nei confronti delle prossime generazioni, sprecando delle risorse che noi più di ogni altro paese abbiamo a disposizione e che adesso dobbiamo utilizzare al meglio. Si può intervenire, correggere, ma una cosa è certa, bisogna farlo per tempo e in maniera seria e gli obiettivi devono essere al passo con quello che prevede il PNRR. Dico innanzitutto sostenibilità ambientale, sanità, innovazione di carattere tecnologico e digitale, rigenerazione delle nostre città. Questo si deve fare e purtroppo il governo perde del tempo inutile parlando del ponte sullo stretto di Messina, annunciando provvedimenti che non so mai se verranno alla luce come quello relativo alla delega fiscale, ma non si concentra su quello su cui dovrebbe concentrarsi, cioè come non perdere queste risorse, come fare in modo che siano una leva
per il rilancio del nostro Paese. Allora Martella, adesso la porto in casa del centro-destra, dove i toni nelle ultime 48-24 ore si sono fatti davvero forti. Tutto è partito da queste dichiarazioni che adesso sentirete di Roberto Marcato, leghista doc, che di fatto ha inveito contro gli alleati di Fratelli d'Italia. Sentite. Fratelli d'Italia vuole cambiare le carte adesso e dice vabbè, vogliamo adesso avere dei posti in più, vogliamo avere delle presidenze di commissione, vogliamo avere la vicepresidenza della regione, vogliamo cambiare perché è cambiato l'assetto politico. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste la risposta è col cazzo! Col cazzo! Questa è la risposta. L'invettiva dal palco della festa del popolo veneto è presto diventato un caso, anche se non è la prima volta che Bulldog Roberto Marcato mostra fastidio nei confronti degli alleati. Autonomisti da un lato, patrioti dall'altro, l'affinità sembra solo elettorale, non elettiva, anche guardando al Consiglio regionale, dove nelle scorse ore si è avviato l'iter di legge con cui si doterà la regione di un inno del popolo veneto. Al voto contrario delle opposizioni si è aggiunta l'astensione di Fratelli d'Italia. Apriti cielo, ed è così che le parole pronunciate a Montorio Veronese da Marcato segnano un solco nel rapporto tra forze del centrodestra. All'orizzonte le regionali 2025, così lontane, così vicine. E se la mettono via, se ci sarà il terzo mandato lo farà ancora Zaia. Se non ci sarà il terzo mandato, se la mettono via tutti, Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, sarà ancora un candidato della Lega. Punto. Dichiarazioni che sono deflagrate in giornata. Lo stesso coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, si appella a Zaia. Al netto del linguaggio e dei modi decisamente volgari dell'assessore Marcato, Fratelli d'Italia non chiede poltrone, non chiede posti, non lo ha mai fatto. Fratelli d'Italia fa un ragionamento politico di condivisione e di coinvolgimento nelle scelte della regione. Starà poi al presidente Zaia capire o cercare di vedere quanto coinvolgimento vuole da parte del nostro partito, dei nostri consiglieri regionali, anche alla luce sì dei risultati che ci sono stati, ma anche alla luce del fatto che ci siamo sempre dimostrati leali e corretti e che vorremmo essere più coinvolti anche nelle scelte regionali. Tutto qua. A confermare la linea è anche il responsabile enti locali dei meloniani, quando mancano meno di 2 mesi alle amministrative per 49 comuni del Veneto. Non è che ci si stracci le vesti, ecco, se non ci verrà riconosciuto qualcosa. Quando sarà ora probabilmente ce la prenderemo e poi dopo però i ragionamenti li faremo noi. Noi ce la mettiamo anche via, però attenti a porsi sempre in sta maniera qua. A me non è il mio modo di fare, poi anche insomma lo strumento che ha detto di adoperare Marcato magari lo adoperiamo per fare dell'altro. Tensioni quindi alle stelle e un avviso ai naviganti arriva proprio da Zaia. Nella giostra della politica, fa intendere, si sale e si scende. Abbiamo dei compagni di viaggio, se abbiamo a livello nazionale ma anche a livello locale. È pur vero che se ad ogni elezione dovessimo cambiare la compagine diventerebbe anche poco comprensibile per i cittadini. Parlo anche nell'interesse della nostra controparte politica, che poi dovrebbe giustificare il fatto che ad ogni elezione magari tu chiedi il riconoscimento, cosa che è accaduta anche per la mia parte politica quando crescevamo tanto, ma avevamo ovviamente le amministrazioni che avevano già deciso e abbiamo accompagnato fino alla fine. Toni soft ma decisi quelli di Zaia, che di fatto dice ragazzi, insomma, nessuno sconvolgimento in giunta per il momento, ognuno resta al suo posto. Martella, lei un po' gode di questo oppure insomma penso che sono schermaglie preelettorali, perché comunque adesso in 49 comuni, soltanto in Veneto si va al voto, quindi i partiti vanno alla conta o c'è qualcosa di più serio sotto? Ma io penso che la verità è che siamo entrati nel dopo Zaia e ci avviamo alle prossime elezioni regionali e che c'è un punto di tensione forte tra Fratelli d'Italia e la Lega, c'è a livello regionale, io lo intravedo anche a livello nazionale, questo punto di tensione è legato alla primazia politica, a chi esercita un ruolo di primo piano.
Quello che è più grave è che se guardiamo la nostra regione, l'improduttività, la mancanza di interventi concreti al di là di tante parole, ci si occupa dell'inno del Veneto, cosa non urgente, comunque c'è molto altro di cui occuparsi e siamo entrati in una fase di improduttività della nostra regione e di tensione su tanti elementi. Io penso che il centrodestra abbia il fiato corto, lo abbia sull'autonomia, lo abbia sulla sanità, lo abbia sulla siccità, su tante questioni delle quali davvero ci si dovrebbe occupare. Quindi per quanto ci riguarda vedremo quello che faranno. Credo che sarebbe sbagliato pensare a terzi mandati, io l'ho detto pubblicamente in tempi non sospetti, che peraltro per Zaia sarebbe il quarto mandato. Ci vorrebbe una legge, questa legge non c'è, ci vorrebbe una modifica dello statuto, credo che non si debba fare, ma soprattutto penso che 10 anni per le cariche esecutive, 15 nel caso di Zaia, siano più che sufficienti per dimostrare quello che è in grado di fare. Noi per conto nostro continueremo a fare le nostre proposte, la nostra posizione, cercando di farci trovare pronti alle prossime elezioni regionali con una coalizione, un programma, delle candidature e anche alle elezioni amministrative che abbiamo di fronte a noi nei due capiluogo più importanti, Vicenza e Treviso e in altri importanti comuni di tutta la nostra regione. Quindi Martella, il dopo Zaia è iniziato anche per voi, è iniziato per tutti? È normale che sia iniziato per voi, ma io lo dico dal primo giorno del mio mandato come segretario regionale, ci siamo messi al lavoro in Veneto per rafforzare il profilo politico e culturale del Partito Democratico, fare più opposizione in Consiglio regionale, lanciare le nostre proposte a livello sociale su tante questioni, come ho detto prima, la sanità, l'autonomia, il lavoro, la siccità. Nei prossimi giorni lanceremo una campagna, anzi 2 campagne su queste questioni, una sarà sulla sanità, come salvaguardare la sanità pubblica, come ridurre le liste d'attesa, e un'altra sulla siccità, dove c'è bisogno di aiutare la nostra agricoltura, dove si sta facendo veramente poco sia a livello nazionale che a livello regionale. Allora, io la saluto, grazie Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Noi rimaniamo sui temi della politica e su queste frizioni, tensioni, chiamatele come volete, tra alleati, tra Lega e Fratelli d'Italia. Tensioni che stanno raggiungendo un apice a Bassano del Grappa, come ci racconta la nostra Monica Smiderle, che vedo pronta. Buongiorno Monica. Buongiorno a tutti, siamo a Bassano del Grappa, oggi conferenza stampa del gruppo bassanese di Fratelli d'Italia per gettare le basi del gruppo in vista anche delle prossime elezioni amministrative dell'anno prossimo a Bassano del Grappa. Con me Nicola Giangregorio, che è il coordinatore del gruppo bassanese di Fratelli d'Italia, il vice sindaco di Bassano Andrea Zonta e il consigliere comunale di maggioranza Mauro Zenna. Allora partiamo da lei Nicola Giangregorio. Come detto si gettano le basi di questo nuovo percorso bassanese di Fratelli d'Italia. Sì, oggi è una giornata importante per Fratelli d'Italia Bassano del Grappa, perché comunque al di là di quello che è il lavoro fatto sia a livello nazionale che a livello regionale, sul territorio ci stiamo radicando e la giornata odierna è appunto l'apice di questo tipo di lavoro che abbiamo fatto in questo periodo. Con l'ingresso di Andrea Zonta e Mauro Zen cominciamo a tessere quello che saranno anche i rapporti, che sono stati sempre rapporti di alleanza con il centrodestra, quindi con la Lega e Forza Italia, e questo passaggio, che è un passaggio condiviso con la Lega, è appunto il nostro punto di forza da cui partire per portare avanti quelle che sono le promesse che abbiamo dato ai cittadini quando ci hanno votato e ci hanno eletto
al governo di questa città. Senta, parlando invece di quello che sta succedendo a livello regionale con Fratelli d'Italia, insomma, che sta alzando un po' il tiro e sgomita un pochino per ricavarsi uno spazio maggiore, e la Lega che proprio non ci sta. Ecco, a Bassano, visto che Mauro Zen esce dal gruppo consigliare della Lega per confluire in Fratelli d'Italia, sta succedendo un po' questo? No, non sta succedendo questo, perché come ho detto prima questo passaggio è stato un passaggio condiviso con la Lega. Quello che è stato comunque recepito e quello che è stato comunque il frutto di un ragionamento condiviso è rafforzare questa maggioranza, portare le nostre esperienze, il nostro contributo affinché questa maggioranza arrivi a fine mandato con chiaramente la risoluzione degli obiettivi che si sono dati all'inizio del mandato. E come ho detto già in altre occasioni, per noi tra di noi siamo come in una famiglia, ci si confronta, si litiga, però poi si esce con un'idea condivisa. I nostri invece avversari politici sono a sinistra e resteranno a sinistra. Andrea Zonta, vice sindaco, si parla di scelte condivise, ma insomma lei si è presentato agli elettori con la lista del sindaco Pavan, oggi sposa la causa di Fratelli d'Italia. Come cambieranno, se cambieranno, gli equilibri? No, gli equilibri all'interno dell'amministrazione non cambieranno assolutamente. Sgombriamo questo arcano mistero, perché io sono vice sindaco, sono stato nominato da Elena Pavan suo vice sindaco, e pertanto la mia sarà una lealtà fino alla fine del mio mandato e pertanto del mio incarico, più che altro, che è la fine del mandato. Io ho scelto oggi di far parte di Fratelli d'Italia, un percorso mio personale che in quest'area dura da tantissimi anni. Era corretto, l'ha detto prima il coordinatore, cercare di dare anche all'interno, se volete, dell'amministrazione un segnale di unità, non certamente di divisione, un segnale di unità del centrodestra, che è composto in questo momento da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Questo mio ingresso dà, se volete, un po' di spessore a questa volontà di cercare un percorso che porti alle elezioni 2024 questa compagine compatta e con argomentazioni che le possono permettere di vincere anche la prossima volta. Mauro Zen, stasera c'è Consiglio Comunale. Lei si siederà dove? Tra i leghisti, visto che esce dalla Lega per passare in Fratelli d'Italia. Che cosa succederà stasera in Consiglio Comunale? Visto che in Consiglio Comunale intanto non c'è il gruppo di Fratelli d'Italia, mi siederò al solito posto assieme ai miei amici della Lega. Non ci sarà nessun problema per questo. Io ho contatti quotidiani con l'assessore Viero, che è il segretario bassanese della Lega. Continueranno a esserci. Non ci sarà nessun problema, sarà solo un rafforzare e a impegno dire: ti sei sfilato, noi cominciamo il nostro lavoro, lo cominceremo a livello dei 3 partiti che costituiscono la maggioranza, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia ha sempre fatto parte, anche nonostante non avesse il gruppo all'interno del Consiglio, ha sempre fatto parte di questa maggioranza. Chi è fuori in questo momento. Quando avremo finito il nostro tavolo di lavoro, unitamente, vuol dire tutti e 3 assieme, decideremo se aprire, come, cosa, con altre liste. Magari a volte nella politica ci vuole un po' di umiltà, e qua vado anche diretto, insomma, cioè, non penso che 3 partiti come noi qualcuno ci debba dettare l'agenda o cosa dobbiamo fare. Bene, insomma, vedremo poi cosa succederà questa sera in Consiglio Comunale a Bassano. Per il momento è tutto, ringrazio gli ospiti e restituisco la linea allo studio. Grazie Monica Smiderle con Renzo Rigon da Bassano. Vedremo a questo punto se e quanto voleranno gli stracci questa sera in Consiglio Comunale a Bassano. Rimaniamo nel Vicentino, dalla politica alla cronaca. C'è la nostra Luisa Bertini che ci racconterà l'esasperazione di un... Eccola, buongiorno. L'esasperazione di un titolare di negozio di
biciclette, razziato nell'ultimo periodo più volte. Luisa, ci sei? Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo all'Onigo, all'interno del negozio del signor Luca Pozza, che è stato razziato. Quella che vedete alle mie spalle è una vetrina che è stata completamente distrutta, adesso c'è un pannello in legno, tante le biciclette che le sono state rubate. Cosa è successo stanotte? Beh, praticamente verso le 4 di mattina ho sentito un forte colpo e subito dopo ha suonato l'allarme. E ho capito subito che stavano tentando un furto, anche perché la stessa cosa l'avevano fatta ancora a novembre. Però diciamo che a novembre non sono riusciti a portare via niente perché sono sceso in campo io, il cane, e appena ci siamo visti sono fuggiti. Invece questa volta sono stati molto più veloci, probabilmente hanno organizzato meglio la cosa. E il tempo che sono sceso dalle scale e sono entrato in negozio avevano già caricato una macchina e un furgone e erano fuggiti. Perché la dinamica è stata questa, loro sono arrivati con un furgone e hanno distrutto completamente la vetrina. Sì, facendo retromarcia col furgone, ha buttato giù il vetro. Probabilmente erano più di 5-6 persone, hanno preso una bici a testa, caricato il furgone. Il tempo che sono entrato ho sentito le porte delle macchine chiudersi e sono partiti. Ho visto che c'era un furgone davanti, una macchina dietro, che poi sono riuscito a prendere il numero di targa. E una macchina che era stata rubata qua a Samonifacio il giorno prima. E i danni e le bici rubate a quanto ammontano? Quante bici le hanno rubate? Allora, purtroppo ho portato via sue 6-7 biciclette, però tutte di valore molto elevato, quindi il danno è molto consistente. Oltre al danno materiale, però purtroppo il valore delle bici era molto alto. Lei diceva si aggira sui 50.000 euro. Penso oltre 50.000 euro. Adesso stiamo facendo un po' tutti i conteggi, che devo fare denunce ai carabinieri, però penso che superiamo abbondantemente 50.000 euro. Ecco, lei è un po' esasperato da questa situazione. Beh, diciamo che la situazione è tragica per il nostro settore, perché tutti i negozi sono visitati da questi ladri che penso che, a giudicare dalla dinamica, sono sempre gli stessi, perché qua in tutta la provincia di Vicenza o anche in zone qua vicine, ho visto che il modo di operare è sempre lo stesso, praticamente con le macchine e un furgone sfondano le porte delle vetrine, entrano e in pochi secondi portano via quello che gli interessa. Il problema è che siamo indifesi su queste cose perché purtroppo le forze dell'ordine non è che possono piantonare i negozi tutte le notti, bisogna trovare delle soluzioni, mettere delle serrande e blindarci dentro perché non c'è altra possibilità a questo punto, per cui altri costi. Ecco, io ringrazio il signor Pozza e restituisco a voi linea studio. Grazie davvero Luisa Bertini con Luca Pozza. Insomma, avete sentito l'esasperazione di questo titolare di negozio di biciclette, l'ennesima razzia, e non è la prima. I furti di bici, come diceva Pozza, sono davvero frequenti e stanno mettendo in ginocchio un intero comparto. A proposito di storia, andiamo nel Padovano. C'è quella del 17enne che ha accusato di lesioni alcuni agenti di polizia. Ci sono degli aggiornamenti, ma ci racconta tutto la nostra Chiara Gaiani con Cristian Roque Alende. Buongiorno Chiara. Buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo nello studio dell'avvocato Cristina Bissacco, che è il difensore della famiglia del 17enne. Brevemente i fatti: poco prima di Natale un controllo di polizia, mancavano pochi minuti alla mezzanotte della sera, il ragazzo stava facendo ritorno a casa, viene poi riaccompagnato a casa il ragazzo. I genitori sono addirittura convinti che abbia subito un incidente stradale. Avvocato, mi corregga se sto dicendo delle cose errate. Con noi appunto Cristina Bissacco, che tutela la famiglia. All'inizio la Procura di Padova chiede l'archiviazione delle indagini su questo controllo di polizia che, secondo la famiglia del 17enne, presenta più di qualche punto oscuro. La notizia è che la richiesta di archiviazione è stata revocata. Questo ovviamente consentirà di fare luce
luce su questa vicenda che secondo la famiglia del 17enne ha vari punti oscuri, e questa è una cosa che per voi è importante. Era questo che vi ha mosso a fare la denuncia a querela, avvocato? Sì, esatto. Innanzitutto saluto i telespettatori. E sì, la famiglia ovviamente aveva ravvisato diverse, diciamo così, stranezze su quanto accaduto quella sera, senza considerare il fatto appunto che il ragazzo in realtà non voleva assolutamente sottrarsi al controllo di polizia. E il ragazzo ha riferito che gli agenti appunto non si erano qualificati, quindi si era spaventato, li aveva scambiati per degli aggressori, e da lì poi è nato, diciamo così, l'intero problema. E come diceva lei appunto, inizialmente c'era stata una richiesta di archiviazione, abbiamo anche conferito con il pubblico ministero, il quale ci ha detto che invece ha deciso di revocare questa richiesta di archiviazione, probabilmente dovuta, diciamo, ad un errore burocratico. E adesso siamo fiduciosi nelle indagini, nel fatto che verranno svolte delle indagini, quindi speriamo veramente di far chiarezza. Ecco, tra l'altro ricordiamo che per questa vicenda il 17enne è stato interrogato dal Tribunale dei minori perché deve rispondere di una denuncia penale. Sì, esatto, è stato denunciato di fatto dai poliziotti per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Abbiamo avuto l'interrogatorio il 27 di febbraio, abbiamo spiegato tutto e abbiamo anche depositato come memoria difensiva la querela che avevamo depositato precedentemente, cioè una settimana prima, davanti al Tribunale ordinario. Ecco, una vicenda che ha richiesto comunque che il ragazzo e la famiglia del ragazzo che lo sta sostenendo potesse rifletterci, potesse pensarci. Nel frattempo voi non siete stati fermi in questi circa 2 mesi che sono passati, avvocato, avete cercato di cristallizzare tutto. Certo. Beh, innanzitutto i fatti, come diceva lei, dottoressa, sono avvenuti il 16 di dicembre, quindi poco prima della pausa, insomma, delle festività natalizie. Il ragazzo era molto provato, quindi abbiamo proprio deciso di comune accordo con la famiglia di lasciarlo stare durante le vacanze di Natale, ma nel frattempo di cristallizzare tutto. Abbiamo chiesto ovviamente un racconto al ragazzo, poi i genitori hanno voluto anche loro darmi la loro versione, quindi altri 2 racconti da parte dei genitori. Abbiamo cercato di recuperare tutto il materiale che ci potesse essere utile per dimostrare, almeno nel minimo delle nostre disponibilità, cosa fosse accaduto quella sera, e questo ovviamente ha richiesto tempo. Poi è stata una querela oltretutto meditata, perché inizialmente il ragazzo era molto provato e non se la sentiva proprio neanche di agire, e di conseguenza i tempi si sono, diciamo, un po' protratti da questo punto di vista. Quando il ragazzo si è sentito meglio abbiamo subito depositato la querela. Ecco, di questa vicenda si sta interessando anche l'associazione Stefano Cucchi attraverso la senatrice Ilaria Cucchi. Ci sono stati proprio dei contatti diretti? Sì, sabato scorso la famiglia ha incontrato la senatrice a Ferrara e ovviamente si sono confrontati, hanno raccontato la loro storia. So che la senatrice, insomma, ha preso molto a cuore il caso e li ha assicurati sul fatto che li seguirà. Io stessa sono stata contattata ieri dalla senatrice e così, insomma, ci siamo sentite telefonicamente. Questa vicenda potrebbe finire in Parlamento, avvocato? Guardi, questo adesso io non glielo so dire, vediamo un po' cosa deciderà di fare la senatrice, ecco. Ovviamente c'è fiducia nella giustizia che le indagini che sono state nel frattempo affidate ai carabinieri possano portare alla verità sostanziale dei fatti. Certo, è questo lo scopo, cioè la fiducia c'è sempre nella magistratura, nel suo operato. E è importante però che le indagini vengano fatte, è importante che si cerchi di capire qual è la verità di quello che è successo. Ecco, allora ringraziamo Cristina Bissacco e da Padova restituisco la linea. Grazie, è davvero Chiara Gaiani con Cristian Roque Alende da Padova. Rimaniamo nel Padovano per una vicenda che ha fatto discutere. Negarono la somministrazione della chemioterapia alla figlia 17enne che morì così di leucemia, confermata la condanna per omicidio colposo ai genitori di Eleonora Bottaro.
La Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni di carcere per i genitori di Eleonora Bottaro, la studentessa di Bagnoli di Sopra, morta di leucemia nel 2016, pochi giorni dopo aver compiuto 18 anni. La ragazza aveva rifiutato di sottoporsi alla chemioterapia che avrebbe potuto salvarla, una scelta presa quando era minorenne e quindi sotto la tutela dei genitori. Lino Bottaro e la moglie Rita Benini sono seguaci del metodo Hammer, il medico tedesco che venne radiato per la sua medicina alternativa che rifiutava l'uso dei farmaci per la cura dei tumori, che secondo il suo pensiero erano provocati da traumi o conflitti psichici non risolti. Per i giudici, i genitori hanno manipolato la volontà della figlia, impedendo la somministrazione dei farmaci chemioterapici, per questo l'accusa di omicidio colposo. Il calvario di Eleonora Bottaro è iniziato a fine 2015 all'ospedale di Schiavonia, la conferma della diagnosi di leucemia, da qui il trasferimento al reparto di oncoematologia pediatrica di Padova. La ragazza è minorenne e i genitori negano così il consenso alla chemioterapia. Secondo i medici il trattamento avrebbe avuto l'85% di possibilità di salvarla. Il comitato etico dell'azienda ospedaliera informa il tribunale, ma i genitori trasferiscono Eleonora in un ospedale svizzero per curarla con la medicina alternativa a base di vitamina C, prima che il tribunale riesca a sospendere la potestà genitoriale. Quando la giovane torna in Italia nell'agosto del 2016 ha appena compiuto 18 anni. Morirà poco dopo. Da qui il processo ai genitori per omicidio colposo. La conferma della Cassazione della condanna metterà la parola fine a questa dolorosa vicenda. Questa home page dell'Arena.it, la notizia è stata confermata anche dall'ANSA, coltella la moglie, la lascia in fin di vita e fugge fra i campi. A dare l'allarme la figlia e caccia l'uomo nel Veronese, la donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Verona. Il fatto è accaduto per l'appunto questa mattina a Palù. L'aggressione, secondo quanto si apprende, è avvenuta in seguito a una lite, poi degenerata tra i due coniugi nella loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno esteso le ricerche in tutta la zona, per ora senza esito. Quindi è caccia all'uomo nel Veronese, quest'uomo che ha coltellato la moglie che si trova in gravi condizioni all'ospedale di Verona. Allora, vi abbiamo raccontato questa giornata a Nord-Est, abbiamo iniziato dalle parole, dalle dichiarazioni del ministro Piantedosi a Venezia con Zaia, ha parlato di sicurezza, nuove risorse per le forze dell'ordine in Veneto, ha lanciato il nuovo numero unico per l'emergenza. C'è stato poi un focus anche sulla questione dei migranti, tutti argomenti che metteremo in fila questa sera a partire dalle 18:30 nell'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Dopo di me ci sarà la collega Alice Montagnier per il consueto approfondimento sui temi della finanza. Oggi si parlerà di mercato, green ed energia, agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima o seconda casa, efficientamento energetico degli immobili, investimenti sostenibili. Alice lo farà con Mauro Schileo, consulente patrimoniale, e Omar Grigolo, agente immobiliare. Adesso il meteo, ringrazio dalla regia Simone Merlo e Alberto Pivetta. A fra poco con Alice Montagnier. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione più debole sul nostro territorio, il tempo si mantiene buono giovedì 30 marzo, nei giorni successivi invece maggiore variabilità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo un ampio soleggiamento, con il passare delle ore alternanza di nuvole e rasserenamenti con più nubi e non si escludono in serata deboli precipitazioni sui monti fin verso le pianure limitrofe. Temperature in aumento, minime tra 6 e 9 gradi, massime tra 14 e 18 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un cielo sereno con progressivo aumento della nuvolosità, anche in questo caso durante la giornata. Dalla sera piogge sparse, soffierà vento da sud, anche moderato sulla costa. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancherà il sole, qualche addensamento verso sera con locali rovesci. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 19-21 all'incirca.
Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.